Eccoci in una nuova puntata di agricoltura. Ultimamente la Regione Veneto ha lanciato l'SOS su una malattia che ha colpito la pianta d'ulivo. La più famosa malattia che colpisce questa pianta è l'Xella fastidiosa. Sul nostro territorio c'è questa preoccupazione? Ne parliamo con il presidente Massimino Maiocchi del consorzio IGP Olio di Calabria. Ma diciamo che nella nostra regione, almeno fino ad oggi, questa preoccupazione non c'è, per fortuna. E questa del Veneto non è un problema che si è presentato oggi, ma risale già al 2017, dove effettivamente si è manifestata sugli alberi d'ulivo di quella regione un disseccamento di alcuni rami, oltre alla presenza di necrosi e cascola della drupe. E questo ovviamente ha fatto un po' impensierire l'olivicoltura di quella regione, anche perché con il problema della Xylella fastidiosa si ha subito paura, perché ovviamente un attacco di quel genere prevede l'estirpazione della pianta. La Regione Veneto, dobbiamo dire, che è intervenuta subito mettendo a monitoraggio tutto quel territorio, ha dato anche mandato all'Università di Padova per fare delle ricerche e vi sono alcuni esperti, tra i quali il professore Sella e il professor Linaldeddu, che si stanno preoccupando a intensificare la ricerca su quelle piante, su tutto il territorio circostante, perché hanno notato che non si tratta di Xylella fastidiosa, ma di un qualcos'altro che porta una patologia similare alla Xylella fastidiosa. È vero che ciò si è presentato anche in altre regioni, come la Lombardia, sulla parte limitrofa del lago di Garda, qualche cosa anche in Sicilia e in Sardegna. Però è tutto da approfondire, tutto da ovviamente verificare, perché da questi primi riscontri, da questi prime ricerche che sono state eseguite dall'Università di Padova, pare che con un intervento diretto di potatura del ramo interessato la cosa si possa riprendere bene. Ovviamente non è sufficiente solo la potatura in quel caso, ma bisogna anche intervenire con altri prodotti che ancora di preciso non sono stati individuati, ma qualcosa di immediato lo si può fare con degli interventi di potassio, quindi riuscire in questo modo per il momento a fermare. Questa ricerca dovrebbe avere termine, pare, in questo anno, alla fine di questo anno, al massimo gli inizi del 2021, però pare che questa preoccupazione iniziale di presenza di Xylella fastidiosa sia debellata e non ci sia, e si può stare diciamo, in tranquillità. Certo, bisogna essere sempre vigili, bisogna stare sempre attenti e proseguire nel migliore dei modi a verificare affinché la nostra olivicoltura sia salvaguardata. È uscito ultimamente il rapporto ISMEA sulle produzioni olio IGP. Cosa c'è scritto a riguardo dell'olio IGP di Calabria? Beh, a riguardo dell'olio IGP di Calabria, il rapporto ISMEA Qualivita è quello che dà la contezza delle nostre produzioni a marchi comunitari e del loro evolversi. Si è notata una crescita notevole di questi
di queste produzioni, una richiesta sul mercato favorevole proprio mirata sulla IGP, sulla DOP, sui prodotti bio, quindi un rapporto di speranza anche, lei mi chiedeva della nostra olivicoltura, per noi per quanto riguarda la IGP olio di Calabria è anche soddisfacente perché i dati riguardano il 2019 e nel 2019 come produzione IGP di Calabria abbiamo avuto un notevole aumento confronto all'anno 2018, considerato che il nostro anno di riferimento può essere proprio il 2018 perché da lì parte la campagna a marchio IGP per la nostra Calabria e nel 2019 quella produzione è più che raddoppiata, quindi non può che essere soddisfacente, ma rapportata a quelle che sono le produzioni di altre regioni, noi purtroppo ancora siamo al di sotto di alcuni parametri che ci dovrebbero vedere nei primi posti come produzione IGP, anche perché siamo sempre e restiamo ancora la seconda regione produttrice di olio d'oliva e non può che essere di buon auspicio avere dei rapporti e dei dati che fanno ben sperare. Se questi dati li andiamo a confrontare con tutto quello che è il rapporto regione per regione, vediamo proprio un interesse per questi tipi di prodotti a marchio che sono tutti in aumento. Noi per quanto riguarda la nostra Calabria, noi siamo aumentati del 20% confronto al 2018 e abbiamo solo 19 marchi certificati, mentre se guardiamo la regione Emilia-Romagna che è in testa alla classifica con 44 marchi e con un valore in euro di circa 3 miliardi di euro, quindi il nostro valore in euro è di pochi milioni, noi abbiamo un valore come IGP di 46 milioni. Ecco, questi dati ci devono far riflettere, ma farci anche capire l'evoluzione e il valore del marchio IGP o bio che rappresenta per una produzione e per una regione, perché notiamo che avere un marchio IGP, oltre ad avere questi aumenti sul prodotto, ma c'è anche una crescita di tutto quello che è il territorio, perché il marchio IGP che individua proprio il territorio, individua quella produzione, quel tipo di produzione, i metodi di come vengono eseguite queste produzioni, quindi richiama nel consumatore anche quella curiosità ad essere presente in quel territorio di provenienza di quel determinato prodotto e si ha una presenza turistica maggiore anche nella nostra regione, quindi è un veicolo che aumenta non solo nelle produzioni ma ne beneficia tutto quello che è il nostro territorio, e credo che se noi proprio in virtù di ciò ci impegniamo di più a valorizzare le nostre produzioni, ci rendiamo conto di come tutto questo e di come la nostra agricoltura può produrre ricchezza e crescere in valore e non solo, ma anche crescere una crescita forte in presenza di addetti, di manodopera. Quindi diventa una filiera di quello che può essere tutta
l'evoluzione della nostra regione. Quindi dobbiamo renderci conto di quanto sia importante e di quanto la IGP rappresenta una solidità a dare delle possibilità che questo sistema con forza riesce a stimolare questi marchi e di come lo sviluppo dell'intero territorio di tutto il territorio italiano, non solo il nostro, perché lì il rapporto riguarda tutta l'Italia, quindi la crescita e lo sviluppo non si ferma solo in una determinata regione, ma su tutto il nostro territorio. E diventa per noi importante e strategico mantenere e valorizzare ancora di più quello che è il dato finora prospettato, cioè dalla Ismea e da Qualivita. Se guardiamo poi bene questi dati, nel riflettere vediamo che la Calabria, con tutto quello che è il suo territorio, ha solo 16, diciamo 19 anni, scusi, marchi DOP e IGP, il Friuli Venezia Giulia, che ne ha solo 6 marchi, in termini economici rappresenta 984 milioni di euro. Noi che abbiamo 19 marchi ne rappresentiamo solo 46 milioni. Ecco, quando dicevo, riflettiamo su questi dati, su questi importi. Dobbiamo vedere che non prendiamo tanto la Emilia-Romagna o la Lombardia, che sono grandi regioni, ma confrontiamoci con quelle che sono le piccole realtà. Ma anche il Trentino che ha 7 IGP ha un valore in euro di 863 milioni. Quindi abbiamo dei dati numerici enormi che a nostro confronto e con la nostra potenzialità deve farci ancora di più riflettere, ma riflettere a come poter stimolare i nostri produttori, la nostra agricoltura, a impegnarsi ancora di più perché i marchi comunitari, IGP, DOP e Bio, sono la testa d'ariete per i mercati, per sfondare sui mercati, per dare la giusta presenza, la giusta remunerazione, il giusto guadagno a tutti quelli che si sacrificano a portare e a salvaguardare la qualità della nostra agricoltura, che noi in tutti questi anni, nei secoli, abbiamo sempre e comunque migliorato. I nostri contadini quotidianamente si sono sacrificati e si sacrificano a mantenere inalterata quella che è non solo l'ambiente del nostro territorio, ma anche la qualità che questo territorio produce, che questo territorio esprime. Sì. E le nostre produzioni sono quelle che hanno come genuinità, come qualità, come sapori, come profumi, come tutto, hanno delle cose che stimolano il consumatore a acquistare, a venire con sicurezza a quello che è il prodotto Calabria, il prodotto della nostra regione. E quindi, a ragione di più, un appello a tutti i nostri agricoltori, a tutti i nostri olivicoltori, di sforzarsi, di non arrendersi, di andare avanti, di privilegiare quella che è l'IGP e credere nella IGP, perché per loro è un biglietto da visita importante
per sfondare in tutti i mercati internazionali. È quel valore aggiunto che apre le porte dei mercati. Quindi è questo quello che noi dobbiamo sollecitare ai nostri agricoltori. E a conclusione, non possiamo che anche rivolgere a loro e alle loro famiglie un augurio di buon Natale, di felice anno, e speriamo che questo 2021 ci riservi tante cose belle e ci faccia dimenticare quello che è stato questo anno che volge al termine. Siamo arrivati a fine puntata e chiudiamo augurandovi buone feste e arrivederci ad una prossima puntata di Agricoltura. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la nostra rubrica sul mondo, l'approfondimento del mondo dell'agricoltura. Oggi affronteremo un tema, anzi approfondiremo un tema che è quello del mondo assicurativo, visto che poco tempo fa abbiamo trattato di quella che era l'importanza, di quella che è l'importanza del mondo assicurativo per quanto riguarda le coltivazioni e della misura del PSRN nazionale. Oggi siamo insieme alla dottoressa Luisella Cufone che si occupa di assicurazioni grazie a Sara Assicurazioni, proprio per approfondire il tema dell'importanza delle polizze assicurative e del mondo assicurativo a tutela di quelle che sono le funzioni all'interno di un'azienda agricola, soprattutto per garantire quella che è la continuità nella gestione dell'azienda e soprattutto la tranquillità per quanto riguarda tutto quello che è il comparto agricolo per le opportune tutele. E a questo proposito faccio proprio questa domanda alla dottoressa Cufone: perché è importante il prodotto assicurativo all'interno della gestione di un'azienda? Allora è molto importante che un'azienda si assicura, perché comunque avendo delle coperture assicurative un'azienda aggiunge un valore alla propria attività. In quanto i rischi che corre un'azienda agricola sono tanti e possono impattare sia sui beni strumentali che materiali dell'azienda stessa e inoltre anche sui danni che può cagionare a terzi, e nonché sulle persone che svolgono proprio l'attività all'interno dell'azienda, che siano essi il titolare oppure i dipendenti. Beh, questo naturalmente è molto importante, ma c'è anche un altro dato da sottolineare, e magari adesso lo approfondiamo con il discorso dei prodotti. La normativa spesso impone anche delle coperture assicurative per le aziende. A me viene da pensare, per quanto riguarda l'olivicoltura, ad esempio quello che è tutto il campo che riguarda le operazioni di trasformazione, quindi ad esempio il discorso dei frantoi. Ad esempio la legge impone che anche strutture come quelle dei frantoi debbano essere assicurate per poter operare sul mercato e quindi nel corso di eventuali controlli. Ma non solo, anche le aziende agricole che ad esempio assumono a manodopera hanno ad esempio l'obbligo di assicurare quelle che sono le possibilità di infortunio e dei dipendenti o anche dei terzi che intervengono in azienda, nel punto vendita e quant'altro. Questo non solo a garanzia, a tutela dell'azienda, ma anche a garanzia di tutto il comparto. Quindi in questo caso per un'azienda agricola quali possono essere, come quadro generale, i prodotti fondamentali per garantire le opportune tutele? Allora, le assicurazioni offrono una svariata gamma di prodotti. Noi come Sara Assicurazione abbiamo un prodotto proprio strutturato ad hoc per le aziende agricole, non a caso porta il nome di Sara Tuttocampo, dove è una multirami che comprende, va dalla polizza incendio, che è comunque di notevole importanza proprio se pensiamo all'azienda agricola nel modo in cui è strutturata, pensando a un capannone pieno di foraggi che può andare in fumo,
come a capannoni con le attrezzature e quant'altro. Quindi dalla polza incendio passiamo alla polza responsabilità civile terzi. Il peso che può impattare su un'azienda che si trova a rimborsare a pagare dei danni proprio dovuti a danni cagionati a terze persone, e di non meno rilevanza, come dicevi tu Giovanni, le polze riferite alle persone, quindi le polze infortuni e malattie. Se pensiamo il peso che può avere su un'azienda la mancanza del titolare perché ha subito un infortunio e nonostante deve affrontare tutte le procedure del caso, va ad impattare anche su dei costi. Spesso si trova ad affrontare dei costi dovuti ad assistenza oppure a visite mediche, fisioterapia. Addirittura in caso di infortuni gravi deve affrontare anche spese per adeguare la propria abitazione oppure anche l'automobile, l'autoveicolo per potersi spostare. Quindi è un peso di rilevanza rilevante che e quindi è molto importante. Molto importante, sì. Nonostante anche la polza malattia può avere, in questo periodo specifico che ci troviamo in piena pandemia, per un titolare d'azienda che si impatta con la malattia del Covid che ci sta investendo in questo periodo, l'assicurazione ci può offrire un'adeguata copertura. Ecco, forse, perdonami se ti interrompo, proprio su questo, tu prima hai parlato di costi, soprattutto quello che impatta per quanto riguarda il discorso delle aziende agricole. Diciamo che c'è da un lato una diffidenza che è dovuta alla poca conoscenza dei prodotti, ma dall'altro soprattutto anche una mancata conoscenza di quelli che sono i costi. Proprio a proposito di questo, nel senso, l'OP ha fatto, l'Olivicola Cosentina ha fatto per venire incontro agli agricoltori proprio una convenzione, quindi come si può intervenire sui costi in questo caso, ti chiedo? Sì, diciamo che essere vicini alle aziende è importante proprio perché loro sono proprio per il ruolo che offrono sul territorio le aziende, quindi facendo delle convenzioni tra compagnie d'assicurazione e associazioni di agricoltori si riesce ad avere un'agevolazione sui costi delle polizze assicurative e nonché a dare assistenza a 360 gradi alle aziende. Noi come Sara Assicurazione Agenzia di Rose abbiamo istituito proprio la convenzione verso questi, siamo stati molto sensibili verso questo settore di attività che sono le aziende agricole. E di questo ringraziamo in prima persona, ma ringraziamo anche Sara per l'opportunità che offre agli agricoltori, almeno agli agricoltori che sono associati con l'OP, per poter stipulare questo tipo di polizze. Noi ringraziamo a te, io ringrazio te Giovanni e l'OP, l'Associazione Olivicola, per averci dato la possibilità, l'opportunità di venire a questo incontro. Certo, il ringraziamento a tutti voi e soprattutto questo proprio per incentivare quella che è l'informazione sulle opportunità che l'associazione, che anche Federterziaria Agricoltura tenta di diffondere su tutto il nostro territorio. A questo proposito io vi ringrazio e alla prossima puntata.